Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è venerdì 18 marzo, domani è la festa del papà e con questa sera comunque si conclude il ciclo di appuntamenti settimanali per riaprirsi poi lunedì e tornare poi mercoledì e venerdì sempre 21:15. Dunque, ovviamente se non riuscissi a rispondervi questa sera o non viene selezionata la vostra domanda, comunque in ogni caso avete altre opzioni e come ripeto lunedì, mercoledì e venerdì alle 21:15. Tra l'altro essendo venerdì questa sera alla fine della diretta avremo i riequilibri energetici, queste procedure di riallineamento e di pulizie che noi insomma chiamiamo pulizie radiestesiche, dunque, ovviamente la diretta del venerdì generalmente è, insomma più breve delle altre, proprio perché comunque ci sono questi lavori che richiedono impegno, energia e tempo. Dunque vi ricordo tra l'altro che, abbiamo aggiunto di recente, sarà qualche mesetto ormai, anche un protocollo specifico per i riequilibri post vaccinazioni. Abbiamo ovviamente lavorato su tutto quello che sono le recenti ricerche su questo siero e su tutto ciò che contiene, di quello che è stato dichiarato chiaramente, e per tutto il resto chiediamo alle guide di darci una mano. Dunque, ovviamente facciamo del nostro meglio per dare una mano alle persone, ovviamente che commissionano comunque i riequilibri per stare meglio o comunque, poter sperimentare qualche miglioramento nella loro vita. Ovviamente non sono le uniche, cose che mettiamo a servizio in modo professionale per le persone che, ci contattano. Abbiamo altre cose che potrete sicuramente valutare nel nostro sito. Tra l'altro vi ricordo il sito si chiama www.ilcapitano.intervista.org. Quella che vedete in sovraimpressione è la home page. Ehm, Dunque, nella home page trovate già dei video e poi le varie sezioni del menu, all'interno delle quali trovate molto materiale che abbiamo messo a disposizione gratuito, e materiale di radionica e radiestesia, ma anche materiale di chiriologia, trovate dispense, di, spiegazioni, di materiale raccolto, e non solo. Ecco, qua in sovraimpressione vedete per esempio lo schema della linea della vita. Qui sono raffigurate le linee principali della mano che, riguardano insomma gli ambiti, della nostra vita, della nostra esistenza, quelli più diciamo l'ambito sentimentale, lo stato psicofisico, la durata e la qualità della vita, perché in base ai segni che si intercettano sulla linea si individuano alcune circostanze. Comunque non mi dilungo su questa disciplina, vi lascio ai vostri approfondimenti e soprattutto alle dispense che trovate sul sito. Qui in sovraimpressione, tra l'altro, vedete il talismano dell'albero selfirotico, un talismano cabalistico che è insomma sempre nella sezione shop, dunque andate a cercarlo se vi attira, perché sicuramente se attrae la vostra attenzione c'è certamente un motivo. È comunque un talismano molto importante perché lavora per riequilibrare e armonizzare tutte, le aree della vita, ma in particolare è stato programmato per la difesa e la protezione. Ci sono ben 9 livelli di protezione, dunque, è sicuramente interessante anche per tenere lontani da noi persone, tossiche o che insomma si nutrono delle nostre energie, dunque e non solo, ci sono veramente molte altre cose che sono state programmate sul ciondolo. Infine, c'è una sezione anche di programmi che riguardano i riequilibri dei corpi sottili, dunque chakra, meridiani, il magnetismo e per ultimo abbiamo aggiunto anche un piccolo talismano di Giove, così che porti anche un po' di buona fortuna e occasioni propizie. Vi ricordo comunque che questo ciondolo è programmabile anche in modo personalizzato, dunque se avete delle richieste, delle necessità o degli obiettivi che volete raggiungere, sicuramente possiamo parlarne insieme e individuare il programma più adatto da inserire sul vostro ciondolo. Poi ovviamente ci sono moltissime altre cose, per ora stiamo parlando spesso dei sigilli salomonici,
molti ne hanno sentito parlare ma non sanno il loro reale scopo, la loro funzione e da cosa nascono. Dunque spesso diamo qualche piccolo accenno per ricordare che nascono principalmente per riequilibrare quello che è un percorso, diciamo, di vita difficile e che purtroppo a volte può essere causato da influssi planetari poco simpatici. Dunque, a partire da quello che è il tema natale o il quadrato di nascita, in base insomma alla prospettiva di indagine astrologica che viene fatta alla persona, si individuano i sigilli per compensare, riequilibrare, armonizzare questi influssi planetari. Ma i sigilli, che sono derivanti comunque dalla tradizione cabalistica, chiamano in causa e consacrano, insomma, viene consacrato il sigillo alla persona, e questo sigillo ha lo scopo di richiamare determinate forze che, secondo la tradizione cabalistica, sono state conosciute, catalogate, in qualche modo nominati, è stato dato un nome, e questo nome in qualche adesso, cioè oggi come oggi, sono nomi angelici, okay, ma di base è una tradizione, una conoscenza cabalistica. Dunque i sigilli mettono in connessione il proprio possessore con determinate specifiche entità divine preposte per alcuni ambiti della vita. È chiaro che potreste scegliere quello che vi ispira di più, oppure lasciarvi guidare aiutare ovviamente tramite un consulto professionale proprio per individuare quello più adatto. Ma non sono gli unici, la tradizione cabalistica è ricca veramente di perle preziose e, ancora precedente, dunque una tradizione molto più antica, pur essendo sempre una conoscenza cabalistica, ancora più antichi dei sigilli salomonici, ci sono le tavole talismaniche di Mosè. Vedete in sovraimpressione ne sono passate alcune, sono sicuramente straordinarie. Queste, a differenza dei sigilli di Salomone, che comunque arrivano corredati della loro preghiera, quella per portare la persona al livello di coscienza adatto a dialogare con le intelligenze divine, questi sigilli di Mosè arrivano con una pergamena con i nomi traslitterati e da chiamare prima di iniziare, insomma, le richieste. Dunque sono molto particolari e sono, per esempio, questo che vedete adesso, degli arcangeli serventi, mette in contatto il possessore del sigillo con gli arcangeli dell'astrale terrestre, che sono sempre molto, molto ben disposti nell'aiutarci in ogni direzione della vita. Dunque sappiate che sono veramente degli strumenti preziosissimi. ehm, Dunque, se siete interessati a qualcuno di questi o ne desiderate uno, se soprattutto avete una predisposizione proattiva, no, se vi piace entrare in contatto con determinate intelligenze, allora sicuramente troverete molto affascinanti e utili questi sigilli. Benissimo, ovviamente ci occupiamo anche di quello che sono tutte le operazioni ritualistiche di alta magia cerimoniale e sempre di estrazione cabalistica. Del resto apparteniamo a questa tradizione, il Marietto Veneziano e la sottoscritta, dunque questo è quello che possiamo mettere al vostro servizio, vale a dire individuare, tramite consulto ovviamente professionale, quello che può essere l'intervento più adatto a, propiziare, spingere, risolvere, superare qualche situazione. È chiaro che bisogna avere pazienza, bisogna avere la disponibilità di investire in tempo e, in quelle che può essere la strategia più propizia, perché a volte non basta muovere solo una direzione, è necessario lavorare su più fronti per ottenere alcuni risultati. Dunque mettetevi il cuore in pace, che se si interviene è chiaro che bisogna poi tenere in considerazione tutti gli aspetti che compartecipano ad una circostanza per poter effettivamente avere, l'obiettivo a cui miriamo o comunque avvicinarci. È sempre opportuno però, ricordare che sono le intelligenze divine, devo fare così se no non mi vedete, che sono le intelligenze divine a stabilire ritmi, modalità, tempistiche. Noi si fa la richiesta e loro mettono in atto. Dunque non dipende
da noi nel tempo, nel come, nel quando la cosa si realizza. Noi siamo degli interlocutori e, siamo in grado insomma di chiamarli e non è una cosa da poco, vi assicuro. Bene, allora, ho detto un sacco di cose, vi ricordo comunque dalla settimana prossima si ricomincia, lunedì, mercoledì, venerdì 21:15. Direi di cominciare a rispondere anche perché, insomma, c'è già una domanda in sovraimpressione e, comunque saluto in un colpo solo tutti gli amici. Buonasera Pierluca, poi c'è Claudia, ho visto Rosalba, insomma un po' di gente, mi fa piacere. Cominciamo con Rosalba. Mi raccomando, vi chiedo di scrivere una domanda specifica, specifica intendo non troppo generica, si perde tempo e anche nella decifrazione di quello che è il messaggio delle sibille, diventa veramente cioè diventa difficile, complicato cercare di darvi una risposta che sia un po' precisa. Dunque, più è precisa la domanda, più è precisa la risposta. Nella domanda ho bisogno anche che mettiate il vostro nome e la vostra data di nascita e se la domanda riguarda il vostro rapporto con un'altra persona, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. E poi, cosa fondamentale, vi chiedo di partecipare, nel senso, se mettete la domanda, poi restate lì, perché se vi selezioniamo e non ci siete, passiamo alla domanda successiva. E poi non è bello vedere sempre le stesse domande anche la volta dopo, solo perché magari non siete stati lì. Allora, cominciamo da Rosalba, 22 agosto 57. Attualmente sto lavorando. A giugno mi scade il contratto. Ho fatto un colloquio ieri. Mi vedi come va? Grazie. Ecco, guardate come si formula una domanda. Brava Rosalba. Dimmi solo se ci sei, perché così ehm, procediamo subito a risponderti. Sei con noi, Rosalba? Vediamo se il tempo di connessione, se c'è, magari non è solo un ritardo della rete, ma magari Rosalba non è rimasta. Va bene, allora non sembra che ci sia. Peccato perché era una bella domanda fatta bene, allora rispondiamo ad Alessandra. 2 marzo 71, se riesco a cambiare paese entro l'anno, grazie, perfetto. Allora vediamo un po' cosa è passato dietro la gatta. Allora, Alessandra, 2 marzo 71. Chiede se cambia paese. Allora, beh, il taglio parla di qualche, colloquio, di qualche cosa legata appunto alle faccende lavorative, oppure alla ripresa di studi, però, ci sono degli ostacoli. Dunque, a meno che tu non colleghi, visto che hai fatto 2 domande separate, ma probabilmente una è in funzione dell'altra, nel senso magari il trasferimento è collegato alla possibilità di trovare lavoro, allora ecco, magari c'è qualche ostacolo. Vediamo dunque cosa si muove prima. Per Alessandra. Allora, Alessandra, diciamo che, si vede una situazione un po' particolare. Ora non so se il tuo trasferimento non solo è, direttamente collegato alla possibilità di inserirti lavorativamente ed è solo collegato a questo, se non addirittura anche alla possibilità di, insomma, cominciare, qualcosa di veramente importante con un uomo che sembra anche avere le qualità dell'uomo giusto. Ma, diciamo che dunque, se mi puoi confermare intanto Alessandra ci sei, giusto? Esatto, sì, sono collegate. Sì, sì, vedo che interagisci, dunque ci sei. Allora, qui è possibile che tu abbia pensato di chiedere aiuto a qualcuno, ma in passato forse non hai avuto le risposte o il sostegno che desideravi e che speravi, però compare una persona, il Gran Signore, dunque
Bisogna capire se è anche una questione sentimentale, cioè se questo gran signore in qualche modo è l'obiettivo per cui vuoi trasferirti e per poterti trasferire hai bisogno anche di sistemarti lavorativamente, cioè c'è una serie di cose concatenate. Vediamo un po'. Non hai nessuno, va bene. Allora potrebbe essere una persona che comunque in passato ha dato un aiuto. Il Gran Signore può essere una figura che ci aiuta, ci sostiene, ci protegge, oppure un datore di lavoro con cui la situazione sembrava andare. Comunque in questo momento constante sorpresa dunque è un raccogliere soddisfazioni, sono guadagni, belle cose che ci siamo sudati e dunque c'è un qualcosa comunque nel passato o forse il desiderio magari di trovare un lavoro di questo tipo. Allora, falsità, vecchia signora, conversazione, ammalato. Allora io qui sai, non conoscendo molti degli aspetti che riguardano la tua vita, non so questa vecchia signora se, magari è una madre di una certa età o una figura a cui sei particolarmente legata, magari una sorella molto più grande, oppure, comunque qualcuno nel contesto familiare, ehm, in qualche modo condiziona questo momento. Forse è una situazione un po', incerta, non sei sicura o questa persona magari non gode proprio di ottimissima salute, dunque potrebbe in qualche modo, mhmm, non dico frenare, ma, metterti anche solo parlando, magari non è che non sta bene, magari in base a quello che dice ti mette dei freni. Ecco, c'è una situazione comunque di forte preoccupazione, magari ti stai un po' scoraggiando, di fronte a una scelta o, mancano alcune premesse e dunque sei un po' giù di morale in questo momento. Ma devo dirti che nel prossimo periodo sembra arrivare qualcosa di buono. L'Imeneo è una carta di legalizzazione, ufficializzazione, contratti, accordi, dunque è possibile che un qualcosa di interessante, di anche importante si muoverà nel prossimo periodo e potrebbe in qualche modo riguardare o essere in qualche modo anche possibile grazie al sostegno di una persona amica, qualcuno che, potrebbe essere, una persona in grado insomma di intercedere per te o di darti un aiuto. Comunque c'è una situazione che si sblocca favorevolmente nel prossimo periodo e che porta a questa profondissima trasformazione. Allora, dunque, nel prossimo futuro vediamo dopo a seguito di questo aiuto, di questo sostegno o comunque di questa realizzazione che si vede, mettiamo che, può avvenire nell'arco di quello che è il prossimo mese su per giù. Di conseguenza si apre un capitolo di opportunità. Non saranno, come dire, non sono di lungo corso, non è una situazione di lunga durata. Potrebbe essere, per esempio, un'opportunità lavorativa comunque importante, a tempo o comunque un tempo di prova che può diventare qualcosa di più. È comunque un'ottima opportunità. Ehm, diciamo che nell'ottica del lavoro questa carta potrebbe anche dire che magari non si trova facilmente qualcosa a tempo indeterminato o comunque che ti dia una prospettiva di durata nel tempo e che questo magari ti può anche causare qualche apprensione, qualche stato di incertezza sulla scelta da compiere. C'è tutta una serie di significati, qui bisogna capire un po' tu cosa vogliono dirti le sibille. Di fatto qui c'è l'estero, dunque il cambio paese è possibile, è ostacolato, però c'è ed è comunque prima c'è l'accordo e la realizzazione anche, economica e poi con qualche difficoltà, qualche inciampo
che le sibille non entrano nel dettaglio, ma ci saranno degli ostacoli, c'è poi l'estero, okay? Dunque, non arrivo a vedere il trasferimento, però la porta verso le opportunità all'estero si aprirà. Potrebbe essere, sì, perché poi c'era il denaro dietro, cioè c'era è sicuro che vuole il compenso. Comunque va bene. Allora, ora direi di passare alla prossima domanda. Carmela, 16 dicembre '64, vorrei sapere se io e il mio ex marito, Antonio, 26 novembre '55, torneremo insieme. Grazie. Va bene, vediamo un po'. Carmela e Antonio. Vediamo. Grazie a te Alessandra, in bocca al lupo. Allora, vediamo se c'è, cioè vediamo cosa succederà fra Carmela e Antonio nel prossimo periodo. Allora. Dunque, pensiero, allegrezza al cuore. Il taglio, in questo caso, forse parla di, un momento, come dire, di distrazioni, di svaghi, non si sa chi è dei 2 che, pensa a qualcosa di in chiave molto più positiva magari rispetto al passato, o che pensa sia possibile ritornare. Magari sei tu, magari è il tuo pensiero. Adesso cerchiamo di capirne di più, ehm, tramite la stesa. Allora, ma, ci sono di mezzo, mi rimetti per cortesia, Marietto, la domanda di Carmela? Grazie. Allora, Carmela, qui c'è come dire, non è proprio un no, okay, cioè diciamo che il margine, non dico di un ritorno, ma di un chiarimento, di qualcosa che si può in qualche modo risanare, non è escluso. E, soprattutto sembra che a dare pensiero o a causare, diciamo così, in passato la ripresa, no, delle conversazioni o mhmm, dei contatti, forse se avete un figlio, ecco, grazie al figlio magari ehm vi siete, riavvicinati, ma non intendiamola come un riavvicinamento di coppia, avete ripreso il dialogo. C'era una profonda preoccupazione per questo giovane, e forse è anche arrivata una notizia piuttosto importante. Dunque diciamo che c'è un primo intermezzo, un primo aiuto, indiretto o diretto, comunque grazie a questo ragazzo. Ripeto, potrebbe essere il figlio, non so perché non hai scritto altre indicazioni. Comunque Carmela, se ci sei, e vuoi interagire, scrivi, anzi è benvenuto, ogni volta che scrivete io sono contenta, mi fa piacere perché così mi correggo o, posso approfondire in base anche alle indicazioni che ricevo, giustamente, perché vedo delle cose e così divento più precisa. Allora, c'è un'occasione adesso di mettere in chiaro qualcosa, ma è chiaro che sei tu che hai ancora delle aspettative. Sei tu che sei lì, che lo aspetti all'orizzonte e sei tu che sei ancora coinvolta da lui, almeno nella linea del presente c'è questo in particolare. Dunque, lo aspetti alla finestra in qualche modo. Nel prossimo periodo si può valutare un inizio, ma attenzione che sembra partire da
un opportunismo, un interesse. Dunque, magari può essere messa nei termini di che rimettersi insieme o ridialogare o riprendere questa trattativa è comunque a vantaggio di tutti. Ed è possibile che nel prossimo periodo si usino queste carte, no, intendendo questi passaggi. Ed effettivamente qui io ti vedo vincente, okay? Ehm, dunque qualcosa si muove, qualcosa va a cambiare ed è possibile anche che se se n'è andato di casa possa tornare, okay, perché c'è la carta del viaggio, comunque è un trasferimento, è un cambiamento. Allora, direi che a partire dall'intervento di questo ragazzo, o comunque da quello che ha provato a fare, no, magari da intermediario, da paciere o a causa o per una questione legata a lui, comunque si stanno muovendo delle cose e piano piano è possibile rivalutare un qualcosa. Cioè io ti vedo, te l'ho detto, ti vedo vincente, però non sarà tutto facile perché deliranti, gelosia, dispiacere, consolante sorpresa, comunque anche se c'è, come dire, margine di trattativa, margine di magari anche di promettere delle cose, in realtà poi questo tipo di promesse oppure questa evoluzione poi, si scontra con quello che sono le discussioni, cioè le parole dette e rimangiate, quelle false promesse che poi creano delusione. Dunque devi fare molta attenzione perché se lui si lancerà a dire delle cose non è detto che siano cose disinteressate, senza un secondo fine o che non abbiano in realtà la fallacità di chi oggi dice A e domani fa B. Dunque, mi raccomando, ci sono le premesse, però ci sono anche le premesse poi per una ennesima delusione, gelosia, discussioni, chiacchiere. Dunque attenzione perché l'opzione c'è, ma se non c'è poi un reale cambiamento si torna ancora nella vecchia dinamica o nel vecchio schema. Allora abbiamo concluso per questa sera, siamo quasi a mezz'ora di tempo. Vi ricordo comunque che torno lunedì alle 21:15. Ora il marietto e io, procediamo con i riequilibri, radiestesici. Ricordo anche che per quelli che lo hanno richiesto, c'è anche il protocollo, post vaccinazione, dunque ci ritroviamo lunedì alle 21:15. Questo che vedete in sovraimpressione è il mio numero di telefono, se desiderate un consulto professionale, sono disponibile per appunto per appuntamento, un consulto a un costo di 20 €, una durata di 45 minuti. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata, buon